Oggi preparo delle lenticchie nere di Sicilia. Qui ho preparato un po' di quello che serve. Possiamo iniziare la preparazione. Come prima cosa ho preparato un brodo, dove ho messo del sedano, del finocchio, della carota e della cipolla. Il brodo è pronto, nel frattempo ho preparato una mirepoix di verdura. Qui c'è il nostro cipollotto, dell'aglio, della carota, del finocchio, del sedano, polpa di pomodoro con del basilico e patate tagliate molto piccole che in cottura andranno a sciogliersi creando una cremina. Iniziamo. In una padella con i bordi alti mettiamo un po' d'olio, aglio, e cipolla. Facciamo rosolare un po'. La nostra cipolla è pronta. Aggiungiamo le altre verdure, carota, sedano, un po' di pomodoro, un po' di finocchio. Infine le nostre patate. Bene, lasciamo rosolare ancora un po'. Le verdure hanno rosolato circa 3 minuti, sono quasi pronte. Aggiungiamo un po' di sale, le lenticchie, ora aggiungiamo il brodo, lasciamoli così, lasciamo cucinare, devono cuocere circa una mezz'oretta. È passata circa una mezz'ora, sembra che siamo pronti. Bene, il sale va bene, già cotto, possiamo spegnere e impiattare. Impiattiamo. Decoriamo un po' di finocchietto. Mettiamo un filo d'olio. Sono pronti. Possiamo assaggiare. Buonissime.